Ancora 3 anni, questa volta sul doppio chilometro. Sono in 8 al via, lo schieramento 1 Beauty AMG, 2 Bruno Del Brenta, 3 Best of Dream Trio, 4 Brunita CAF, 5 Bruno Ska, 6 Barron Tav, seconda linea 7 Blue Sky Pax, 8 Bump It Off West. In chiusura i favori sono per Blue Sky Pax, Alessandro Corsadoro, numero 7 dello schieramento. Simpatie sparse anche per la scuderia Beauty AMG Brunita CAF e Bruno Del Brenta. Tanto macchina che accelera, lascia andare i concorrenti. L'errore di Brunita CAF mentre si lancia in avanti Best of Dream Trio, che conquista la testa in poche battute e precede Beauty AMG. All'esterno Bruno Del Brenta, poi lungo la corda Blue Sky Pax che è partito, ma sbaglia Blue Sky Pax. Dopo numero 7 meno Blue di Sky 200 Pax, metri viene squalificato, esce quindi squalificato. di scena. C'è un po' di scompiglio, ha sbagliato anche Barron Tav. Intanto Numero Best of 8 Dream Trio Bump It conduce Off nei West, confronti di Beauty AMG, ha squalificato. sbagliato anche Bump It Off West. E invece Barron Tav è in quarta posizione alle spalle di Bruno Del Brenta. Completamento dei primi 600 di gara con Best of Dream Trio che li percorre in 46,5. A un paio di lunghezze segue Beauty AMG, poi Bruno Del Brenta e Barron Tav, in una situazione che non cambia tatticamente, tutti in fila indiana i rimasti, con Brunita CAF che segue in sesta posizione dopo l'errore iniziale. Intanto 1-1-8 il passaggio agli 800 con Best of Dream Trio che continua a fare l'andatura, Beauty AMG in seconda posizione, ora si è riavvicinato mentre dalla terza posizione muove al largo Bruno Del Brenta. Dopo il primo chilometro in 1.17,9 Bruno Del Brenta esce al largo e si porta su Best of Dream Trio, seguito nell'azione da Barron Tav, quindi Brunita CAF, mentre serra sotto lungo la corda Bruno Ska. 15-1 il parziale con Best of Dream Trio che per il momento non si lascia avvicinare. In scia c'è sempre Beauty AMG, poi Bruno Ska, al largo Bruno Del Brenta che però non riesce ad arrivare a ridosso di Best of Dream Trio per il momento. Il parziale è ancora in 15-2, ora si ingamba al largo Numero 4 Bruno Del Brenta mentre torna a sbagliare Brunita CAF e viene squalificata. 500 alla conclusione con Best of Dream in vantaggio. All'esterno però si impegna Bruno Del Brenta lungo la corda Beauty AMG, poi anche Barron Tav che cerca di progredire, insiste intanto Bruno Del Brenta all'attacco di Best of Dream Trio, i due si prendono vantaggio a completamento della piegata. Best of Dream Trio in vantaggio, l'attacco di Bruno Del Brenta che insiste all'ingresso addirittura d'arrivo. Ultimi centro di gara con Best of Dream Trio lungo la corda, all'esterno Bruno Del Brenta, ma Best of Dream Trio prende ancora margine e vince sul traguardo sullo stesso Bruno Del Brenta. Terzo posto per Beauty AMG, 1.16.1 con un 29,5 a chiudere. In percorso di testa Best of Dream Trio, Marco Stefani. Vengono a vincere questo doppio chilometro per cavalli di 3 anni. Da un capo all'altro Best of Dream Trio l'ha impegnato severamente Bruno Del Brenta sulla curva conclusiva e in retta, ma negli ultimi 100 metri Best of Dream si è ben allungato alla corda per concludere ancora con quasi una lunghezza di margine. La quota di 7,40 per il vincitore Best of Dream Trio, avrebbe pagato 3,46 Bruno Del Brenta. Rivediamo la bella retta d'arrivo con Best of Dream che si svincola nel finale da Bruno Del Brenta e lo controlla fin sul traguardo. Questi due nettamente avanti a Beauty AMG. Marco Stefani, Best of Dream Trio per il training di Paolo Leoni.